Tutti in classe, scuola in DAD solo in rosso, Musumeci si adegua. È concesso di traghettare anche senza Super Green Pass, stop allo sciopero di De Luca. I collegamenti ferroviari agrigentini in commissione all'ARS. Domenica prossima l'Istituto Superiore Fermi apre le porte per un Open Day. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Scuola, ordinanza di Musumeci, niente DAD in zona arancione. Nel frattempo il prefetto di Agrigento tira le orecchie ai sindaci scrivendo: rispettate le disposizioni governative. Da oggi tutti in classe. Vediamo. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci abroga l'articolo 2 dell'ordinanza del 7 gennaio scorso che concedeva ai sindaci di comuni in zona arancione la possibilità di chiudere le scuole con didattica in presenza e attivare la didattica a distanza. Diversi primi cittadini, anche di città capoluogo, avevano chiuso le scuole, provocando ricorsi e decisioni del TAR, che aveva ordinato la riapertura degli istituti, perché la norma nazionale concede deroghe per la presenza a scuola solo ai comuni in zona rossa. La prima campanella ad Agrigento è suonata ieri, dove secondo il sindaco Franco Miccichè a scuola manca il 70% degli insegnanti che sono a casa perché positivi al Covid. Oggi, a seguito dell'ordinanza di Musumeci, anche i comuni arancioni non interessati dai ricorsi al TAR hanno dovuto adeguarsi alla normativa. A ricordare ai sindaci di rispettare le decisioni governative ci ha pensato anche il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, che in una lettera ha invitato i primi cittadini a rientrare nei ranghi. Sono così seguiti le ordinanze di revoca della DAD nella provincia di Agrigento a Favara, Licata, Ribera, Canicattì, Palma di Montechiaro. E proprio nella città del Gattopardo il sindaco Stefano Castellino, preoccupato per la ripresa delle lezioni dal vivo, ha deciso di farsi carico del costo dei tamponi. Fino a venerdì 21 gennaio gli studenti possono sottoporsi al tampone gratuitamente. Il costo dei tamponi è a carico del comune. Tutti in classe allora, almeno fino a quando l'arancione non sarà diventato rosso. 2 morti sul lavoro in poche ore in Sicilia, a Randazzo e a Termini Imerese. Un operaio di 57 anni di Misilmeri, Francesco Corso, è morto folgorato a Termini Imerese in contrada Dragone durante i lavori per la costruzione di una villetta. L'operaio, in manovra con una pala meccanica, ha toccato i fili dell'alta tensione, è rimasto folgorato. La procura ha disposto l'autopsia, indagano i carabinieri. E poi un operaio della forestale di 61 anni, Salvatore Franco, è morto a Randazzo. Secondo i primi accertamenti ad opera dei carabinieri sarebbe scivolato, forse per il cedimento di una zona di terreno scoscesa durante dei lavori di riparazione di una apparecchiatura. Stop alla protesta del sindaco di Messina Cateno De Luca contro la norma del governo che impediva ai non possessori di Super Green Pass di oltrepassare lo stretto. A convincere il primo cittadino è stata la decisione in tarda serata del governatore della Calabria Roberto Chiuto di emanare un'ordinanza analoga a quella adottata nel pomeriggio dal governatore siciliano Nello Musumeci, che consente l'attraversamento dello stretto anche con il solo tampone negativo. De Luca, che si apprestava a trascorrere la terza notte alla Rada San Francesco, ha così smontato le tende. Vediamo. Non è più necessario il Super Green Pass per attraversare lo stretto di Messina sia all'andata sia al ritorno. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, ha firmato una ordinanza che concede il diritto di utilizzare mezzi pubblici a collegamento marittimo tra Calabria e Sicilia anche ai passeggeri con il Green Pass base, quello che possono ottenere i non vaccinati possessori di un tampone negativo. Ma i non vaccinati, appunto, avranno l'obbligo di rimanere sui rispettivi veicoli per tutto il tempo della traversata. I pedoni dovranno stazionare negli spazi comuni aperti delle imbarcazioni mantenendo il distanziamento e indossando rigorosamente una mascherina FFP2. L'accesso ai locali chiusi resta consentito ai soli possessori della certificazione rafforzata o cosiddetta booster. Occhiuto ha firmato l'ordinanza ieri sera dopo che, in tarda mattinata, lo ricordiamo, il governatore della Sicilia
Sicilia Musumeci ne aveva emanata una che ugualmente consente il viaggio anche ai non vaccinati possessori di tampone negativo. Entrambi i presidenti sono andati contro le direttive del governo nazionale che invece autorizzava l'ingresso sui traghetti solo ai possessori del Super Green Pass. Poniamo fine a un'assurda ingiustizia ai danni della Sicilia, dice Musumeci, una norma discriminatoria del governo. Con l'ordinanza si garantisce infatti la salvaguardia della cosiddetta continuità territoriale. Nelle prossime ore si capirà se il governo impugnerà i due provvedimenti, come ha già fatto con l'ordinanza della Regione Campania che posticipava la riapertura della scuola. Sempre nelle prossime ore è atteso un confronto fra tutti i governatori. La conferenza delle regioni si riunirà per approvare il protocollo sullo sport che ha avuto il via libera dal Comitato Tecnico Scientifico, ma è chiaro che sul tavolo ci saranno le richieste avanzate in questi giorni, ossia la cancellazione del sistema decolori, una revisione del sistema con il quale vengono conteggiati i ricoveri in ospedale, distinguendo tra ricoverati per Covid e pazienti che entrano per altri motivi e risultano essere poi positivi al virus. Alcune regioni hanno già cominciato a farlo in autonomia, anche se non influisce sui dati riportati nel bollettino. Infine, la modifica delle regole sulla quarantena. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, ha firmato l'ordinanza che libera intanto i siciliani che erano bloccati sulla sponda calabra, e quindi intanto si passa sullo stretto di Messina. Abbiamo anche avuto conferma che domani ci sarà il Consiglio dei Ministri, domani pomeriggio, che comunque risolverà questa situazione, e quindi la modalità arrivata a questo punto non ci interessa, ci interessa che sia arrivata a questo punto. Sono stanco, ma sono soddisfatto, perché, come avete avuto modo di poter seguire, è stato realmente una presa di posizione che abbiamo iniziato domenica mattina e che ha spinto il presidente Musumeci a fare il presidente con un'ordinanza che poteva già fare il 9 di gennaio. Ora, onestamente, a me non interessa la discussione che riguarda la molla che ha fatto scattare questa presa di posizione del presidente Musumeci. Qualcuno dice che la nostra presa di posizione lo ha portato finalmente ad esercitare comunque il suo ruolo. Su questo non ci sono dubbi, perché, ribadisco, l'avrebbe potuto fare prima, perché il quadro non è cambiato da nessun punto di vista. Non solo, la stessa cosa ovviamente vale per il presidente della Regione Calabria. Quello che conta è il risultato. Io sono soddisfatto del risultato che abbiamo ottenuto, e l'abbiamo ottenuto con una presa di posizione chiara e netta, e che prevedeva in ogni caso una nostra reazione in crescendo. Non avevo chiesto a nessuno di entrare in questa situazione, perché speravo che già le nostre prese di posizione avrebbero generato certe reazioni, e anche questa volta
non ci siamo sbagliati. È logico che questa vicenda ci deve far riflettere sui rapporti tra Stato e Regioni, tra la nostra autonomia, tra il nostro essere Stato nello Stato e la non considerazione dello Stato. Quindi questo è un precedente pericoloso, lo abbiamo sventato. Sarò curioso di vedere ora il Consiglio dei Ministri come tenterà di metterci una pezza su questa storia, perché ovviamente è una storia che non doveva assolutamente verificarsi. E il presidente dell'ARS, Gianfranco Miccichè, è andato a trovare il sindaco della città dello Stretto, Cateno De Luca, ma ha espresso perplessità. Vediamo. Il primo cittadino di Messina, prima di lasciare la Rada San Francesco per fare rientro a casa, aveva ricevuto anche la visita del presidente dell'ARS, Gianfranco Miccichè. Solidarietà, non ho che solidarietà a portare, quella di stare lì è una sua scelta di marketing e fa bene a farla, ma quindi non ho bisogno di portare solidarietà, ho bisogno di fare capire, anche grazie a queste interviste, la follia a cui stiamo assistendo, cioè dalle isole minori si può andare in Italia perché hanno derogato a questa norma, dall'isola perché è grande non si può fare, cioè voglio dire siamo dalla Lombardia al Piemonte, dal Lazio all'Abruzzo si può passare perché con la macchina puoi passare tranquillamente, dalla Sicilia e dalla Sardegna è tutto vietato. Credo che ci sia, l'altro giorno il governatore della Campania De Luca ha detto che bisogna riaprire i manicomi, ma forse ha ragione, perché mi sembra che sono tutti pazzi, cioè si stanno facendo delle norme che veramente sembra che il Covid più che altro prenda il cervello più che i polmoni. La mia è, per quanto possa servire, un aiuto per fare conoscere la situazione qual è. Un assessore comunale di Palagonia è stato arrestato dai carabinieri per concorso nell'omicidio di Francesco Calcagno, assassinato nel paese della Piana di Catania il 23 agosto 2017, e Antonino Ardizione, con delega alle attività ricreative, sport, turismo e spettacolo, arrestato dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza del GIP di Catania. La procura distrettuale etnea contesta il reato di concorso in omicidio aggravato anche per agevolare l'attività criminosa di un gruppo mafioso della Stiglia attivo a Canicattì in provincia di Agrigento. Le indagini hanno permesso di inquadrare l'omicidio di Calcagno, assassinato nel suo podere di campagna, come ritorsione per l'omicidio del consigliere comunale Marco Leonardi, ucciso il 5 ottobre del 2016 in un bar di Palagonia dopo una lite per pare futili motivi. Da Calcagno, che sostenne la tesi della legittima difesa. Secondo l'accusa, Ardizzone, su richiesta del mandante, si sarebbe attivamente adoperato con l'aiuto di esponenti di rilievo del citato sodalizio mafioso per la ricerca e il reperimento del killer che avrebbe dovuto eseguire materialmente l'omicidio del Calcagno. Le indagini proseguono per individuare altri responsabili. Per l'omicidio risulta essere stato condannato con sentenza definitiva a 30 anni di reclusione Luigi Cassaro di Licata, arrestato il 7 settembre 2017 con l'accusa di essere l'esecutore materiale. Ad incastrarlo un video in cui si vede l'uomo armato di pistola inseguire la vittima e poi fuggire. Scoperto a Palermo un falso dentista, aveva solo il diploma di odontotecnico ma operava in un magazzino. I dettagli nel servizio. Senza laurea abilitante ma perfettamente inserito nel mondo lavorativo, seppur abusivamente, finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo, unitamente a personale specializzato dell'azienda sanitaria provinciale, hanno sottoposto a sequestro un magazzino adibito a studio dentistico nel quale operava un soggetto sprovvisto di laurea nello specifico settore, nonché di abilitazione alla professione odontoiatrica. In particolare, a seguito di attività di intelligence
economico-finanziaria, le Fiamme Gialle hanno effettuato l'accesso presso un magazzino sito in zona Bocca di Falco, all'interno del quale veniva sorpresa una persona intenta a prendere l'impronta dentaria ad un paziente. Alla richiesta degli operanti di esibire la certificazione ambientale, la laurea in odontoiatria e l'iscrizione all'albo dei dentisti, il soggetto esibiva esclusivamente il diploma di istruzione professionale ad indirizzo odontotecnico. Tale titolo avrebbe permesso allo stesso di procedere esclusivamente alla realizzazione di protesi dentarie e non di operare direttamente sui pazienti, circostanza invece constatata dai militari operanti. Nelle operazioni di perquisizione eseguite nei locali veniva rinvenuta e sequestrata un'agenda contenente contatti ed importi relativi a prestazioni lavorative, nonché diversi anestetici, aghi e tamponi utilizzati nelle normali pratiche odontoiatriche. Nello stesso contesto, infine, veniva accertata la presenza all'interno dei locali di altri 2 soggetti intenti a prestare attività lavorativa come segretario ed assistente alla poltrona, per i quali il dentista abusivo non è stato in grado di dimostrare la regolare assunzione. Pertanto i finanzieri procedevano al sequestro dell'immobile, delle attrezzature, nonché al deferimento del soggetto all'autorità giudiziaria per esercizio abusivo dell'attività professionale di odontoiatra e per mancanza di certificazione ambientale relativa allo scarico di acque reflue. Le risultanze dell'attività saranno ovviamente sviluppate anche ai fini fiscali. L'operazione rientra tra i compiti istituzionali propri della Guardia di Finanza, quale polizia economico-finanziaria costantemente impegnata alla repressione delle attività commerciali abusive a tutela dell'economia sana e della salute dei cittadini. Un imprenditore 58enne di Favara, titolare di una ditta che stava effettuando lavori a Naro, è stato denunciato a margine di un controllo dei carabinieri del gruppo Tutela Lavoro di Palermo e dei militari della compagnia delicata. Diverse le contestazioni mosse all'uomo: mancata formazione e informazione dei lavoratori, omessa sorveglianza sanitaria, non aver consegnato ai dipendenti i dispositivi di protezione, aver utilizzato un quadro elettrico non conforme. Un lavoratore su 4 controllato era risultato essere pure in nero. All'imprenditore anche una maxi multa di quasi 33.000 euro. I collegamenti ferroviari agrigentini in commissione all'AS. I dettagli nel servizio. In quarta commissione proseguono le interlocuzioni con i dirigenti di Rete Ferroviarie Italiane e Trenitalia Sicilia in merito alla gestione delle rete e del servizio ferroviario nella regione. Continuiamo a guardare con crescente attenzione ma anche con non celata preoccupazione, dichiara l'onorevole Giussi Savarino, presidente della quarta commissione ambiente, ai progetti sulla rete ferroviaria nella provincia di Agrigento rientrati nel piano di investimenti connessi al PNRR e a quelli finanziati con altre risorse liberate. La portavoce regionale di Diventerà Bellissima prosegue: in commissione già da 2 anni chiediamo e abbiamo finalmente ottenuto la velocizzazione della tratta Palermo-Agrigento, così da renderla più sicura e efficiente ed evitare che si ripresentino i disservizi sulla linea registrati nei mesi scorsi anche a causa del maltempo. Abbiamo sollecitato Trenitalia affinché giunga a compimento la riclassificazione delle linee con un progetto per cui sono stati stanziati 100 milioni di euro nel PNRR. Tra i progetti rientrati nel piano anche quello relativo alle linee ferroviarie storiche, con la linea Agrigento-Bassa-Porto Empedocle, che rappresenta infatti uno dei 3 investimenti da 65 milioni di euro. Inoltre l'ammodernamento della fermata Tempio e le nuove fermate che noi fortemente vogliamo nella zona industriale, che servirebbe anche a San Giovanni di Dio e di Fontanelle. Confermato dunque anche il progetto infrastrutturale da noi sollecitato, dal valore di 100 milioni per la velocizzazione dell'Agrigento-Lercalafriddi, che ci permetterà di viaggiare in maniera più veloce e sicura con i nuovi, modernissimi e non inquinanti treni POP acquistati dalla regione siciliana. Abbiamo inoltre sollecitato verifiche su progetti per il potenziamento di collegamenti fra Agrigento e gli aeroporti di Trapani Birgi e Comiso, che al momento sembrano non essere in programma. Non è immaginabile che il governo nazionale non consideri prioritario il collegamento veloce con gli aeroporti esistenti e città d'arte come Agrigento. Infine spazio anche alla mobilità verde, con la richiesta di effettuare una ricognizione interna sulle linee ferroviarie dismesse per una loro riconversione in piste ciclabili panoramiche.
Penso ad esempio alla valorizzazione della Menfia Agrigento e alla potenzialità in termini turistici di un percorso ciclabile vista mare. Su questo punto lavoreremo nelle prossime settimane coinvolgendo le amministrazioni comunali interessate e l'assessore al turismo Messina che ha già manifestato massima disponibilità. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, ha chiesto al Comune di Agrigento la trasmissione urgente della documentazione relativa al finanziamento utilizzato per l'acquisto dei 4 SUV e dei 9 computer portatili effettuato dal Comune. Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia era stato sollecitato il 5 gennaio scorso dal vicepresidente provinciale del Codacons Giuseppe Di Rosa, che evidenziava alcune criticità relative all'utilizzo delle risorse finanziarie riguardanti il contributo statale. Palazzo dei Giganti dovrà rispondere entro il 23 gennaio fornendo tutta la documentazione necessaria. Nel settembre 2020 la fuga di un migrante dal centro d'accoglienza di Siculiana si è trasformata in tragedia. L'eritreo è morto e l'autista della macchina che in quel momento transitava è accusato di omicidio stradale. Adesso è stato rigettato il patteggiamento, vero raccordo tra accusa e difesa per 1 anno e 10 mesi di reclusione. Vediamo. La pena finale non è congrua rispetto alla gravità del reato addebitato e alle conseguenze mortali e lesive che ne sono derivate. Con questa motivazione il GUP del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto ha rigettato la richiesta di patteggiamento di Alfonso Cumella, 35enne accusato di omicidio stradale nell'inchiesta sulla morte del migrante eritreo Syed Anwar, 20 anni, travolto nella notte fra il 3 e il 4 settembre, dopo essere fuggito dal centro migranti di Villa Sicania a Siculiana. L'accordo raggiunto tra accusa e difesa era stato quantificato in 1 anno e 10 mesi di reclusione, una pena non congrua per il giudice che ha rigettato il patteggiamento restituendo gli atti al sostituto procuratore Chiara Bisso. Accolta la richiesta avanzata dall'avvocato Leonardo Marino, in rappresentanza dello zio della vittima costituitosi parte civile, che si era opposto all'applicazione della pena poiché svincolata da qualsivoglia parametro non solo di legittimità ma anche di ragionevolezza. All'imputato viene contestato di non aver tenuto una condotta di guida prudente con particolare riferimento alla velocità e di non essersi fermato all'alta di 3 poliziotti che stavano cercando di fermare il migrante. Questi ultimi, rimasti feriti, si sono costituiti parte civile con l'assistenza degli avvocati Davide Ciccarello e Graziella Vella. La difesa di Cumella, rappresentata dagli avvocati Luigi Troia e Giacomo La Russa, aveva inoltrato la richiesta di patteggiamento nel settembre scorso, invocando il riconoscimento dell'attenuante che prevede una considerevole diminuzione di pena e sostenendo come l'evento morte non possa affatto considerarsi quale esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione dell'imputato, alla luce delle considerazioni del consulente tecnico del pubblico ministero sulla posizione del cadavere. Anche questa circostanza è stata contestata dalla parte civile, che ha invece sottolineato come questo aspetto rimane uno dei vuoti dell'indagine che probabilmente solo l'istruttoria dibattimentale potrebbe far emergere. Si è formalmente aperto ieri mattina con l'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti il processo a carico di un poliziotto 58enne in servizio alla questura di Agrigento accusato di abuso dei mezzi di correzione. La vicenda risale al 3 giugno 2020 e fu immortalata da un video che in un breve tempo diventò virale. Secondo l'accusa sostenuta in aula dal sostituto procuratore Cecilia Bavarelli, l'ispettore avrebbe punito 2 migranti dopo un tentativo di fuga fallito al centro di accoglienza dove erano stati posti in quarantena. Uno di loro sarebbe poi stato colpito con 2 schiaffi, esortando l'altro a fare l'uomo. Il processo è in corso davanti il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Sciarrotta. Presidente, quanto corrisponde al vero che nel territorio c'è offerta di lavoro, c'è penuria di manodopera e che gran parte degli imprenditori, degli artigiani, delle aziende piccole e medie si rivolge a voi come istituzione scolastica del territorio perché appunto è in difficoltà? Corrisponde assolutamente al vero. È molto importante questa intervista perché noi andiamo a spiegare che la scuola è l'unica possibilità per rispondere alle esigenze del territorio
territorio, soprattutto nel settore del lavoro. Noi abbiamo uno slogan: inventa il tuo futuro, ma non si inventa dal nulla. Noi ci fondiamo sui dati forniti dalla CNA e da tutte le aziende del territorio che realmente hanno bisogno di geometri, hanno bisogno di elettronici, hanno bisogno di informatici, hanno bisogno di ragionieri, e noi innoviamo la loro formazione con le nuove tecnologie, perché un processo produttivo non è più manuale. Le arance, se le dobbiamo selezionare, non le dobbiamo fare con il calibro manuale, abbiamo un processo meccanico, elettronico, che va guidato da remoto. Abbiamo bisogno di professionisti in ogni settore. Se una macchina si guasta, colleghiamo una centralina elettronica. E vogliamo parlare della domotica? Ma perché a casa ormai funziona forse qualcosa senza il computer? Arriviamo a casa, battiamo le mani, accendiamo le luci e dal cellulare facciamo partire la lavatrice, la lavastoviglie all'orari precisi, prestabiliti. Se questa è la nostra casa del futuro, questa è la scuola del futuro, dove formiamo questi tecnici in tutti questi settori: elettronica, informatica, ambiente, costruzione, territorio, agrario, per la nostra alimentazione di qualità e salute. Si inventa il futuro su basi sicure, solide, che ci proiettano nel mondo del lavoro. Presidente, io appartengo a quella generazione dei siciliani che hanno avuto più coraggio nel restare quando veniva facile, perché dicevano che la migliore agenzia del lavoro era l'aereo da Punta Raisi e un'altra destinazione del mondo. Ecco, mi suona strano che in questa terra vi siano opportunità. State dando opportunità che rivolgono a voi. Partiamo dal presupposto che oggi il lavoro si impernia molto su quella che è la digitalizzazione, l'informatizzazione, sugli adempimenti obbligatori quali sono appunto l'applicazione dei sistemi di qualità, l'innovazione tecnologica. La scuola diventa la culla dove si creano appunto le maestranze per poterle inserire poi nel mondo del lavoro. La vecchia scuola arte e mestiere, no? Dove uscivano le qualifiche professionali per le imprese. Oggi diciamo che la scuola ha questo ruolo che è importante. Noi abbiamo creduto da subito che l'Istituto Tecnico di Alcamo offre delle importanti opportunità per le nostre imprese. Le può sembrare strano, ma molte sono le aziende che mi chiedono queste maestranze e molte sono le aziende che mi chiedono questo personale che ha delle qualifiche specifiche. Noi non riusciamo a trovarle. È pazzesco, si parla di una crisi di lavoro, di una crisi occupazionale, quando invece non è così, specialmente per alcuni ambiti e alcuni settori. Aziende che a me mi cercano i geometri, non riusciamo a trovare i geometri anche attraverso l'istituto tecnico, ragionieri, soggetti che si occupano della grafica pubblicitaria, del web marketing, della gestione delle risorse del personale, coordinatori di cantieri, dei responsabili per la sicurezza, decine e decine se non centinaia di posti di lavoro che si possono creare e che abbisognano le aziende. Se questa intervista andrà sui canali del nord Italia, quasi quasi stentano a crederci, corrisponde al vero. Assolutamente sì, alcune aziende le faremo intervistare da lei, vedrete, toccherete con mano le esigenze delle aziende che noi abbiamo ascoltato in separata sede, e tantissime ancora vengono, perché pensano che sia opportuno trovare fin dalla tenera età i ragazzi che hanno il talento per quella professione. Orientamento ed istruzione. Domenica all'Istituto Superiore Fermi di Agrigento apre le porte per un Open Day dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. I dettagli nel servizio. Open Day oggi all'Istituto Fermi. Ecco, quali sono le offerte formative, preside, e perché un ragazzo può iscriversi all'Istituto Fermi, con quale prospettive di lavoro? Allora sì, oggi è il primo giorno di Open Day, l'altro sarà domenica prossima. Questo, dicevo, è un momento molto importante per i ragazzi, perché dovranno scegliere i loro percorsi di studi nell'istituto superiore. Il nostro è un istituto che è veramente all'avanguardia, intanto è un istituto tecnico, un istituto professionale, come tale offre una marea di indirizzi e tante opportunità, sia per potersi iscriversi in qualsiasi facoltà universitaria, ma sia anche per inserirsi in maniera proficua nell'ambito del lavoro. L'istituto professionale conta ben 4 indirizzi, che sono l'ottico, l'odontotecnico, i servizi sociosanitari e anche la manutenzione, mentre invece per quanto riguarda l'istituto tecnico ha 5 indirizzi, tra cui il chimico, la meccanica e la meccatronica, ha inoltre l'elettrico e l'elettronico e la moda e anche l'informatica. Quindi sono tutti indirizzi che sono all'avanguardia e che permettono ai nostri ragazzi, una volta completato il percorso di studi, di poter lavorare in maniera immediata.
immediata quasi. Il nostro istituto conta di 3 sedi, non soltanto questa di Aragona, ma ci sono altre 2 sedi che sono una a Favara e un'altra a Racalmuto. Inoltre dobbiamo dire che abbiamo anche un corso serale che permette agli adulti di rimettersi in gioco e quindi di poter conseguire un diploma. I ragazzi possono sicuramente trovare nell'ambito di questi 8 indirizzi l'indirizzo che è più confacente alle loro esigenze, anche perché il nostro istituto, oltre a fornire ai ragazzi le competenze adeguate per poter lavorare e proseguire gli studi, dà anche la possibilità di potersi completare dal punto di vista sia umano anche attraverso una molteplicità di attività extracurriculari che noi svolgiamo durante il corso dell'anno. I ragazzi svolgono, oltre che le lezioni, anche partecipano a progetti tipo il teatro, la musica e inoltre hanno la possibilità anche di svolgere un'attività relativa all'ex alternanza scuola-lavoro, cioè i percorsi per le competenze trasversali, e quindi per veramente provare e toccare con mano quali sono le attività sia in Italia che all'estero di alternanza scuola-lavoro. Ecco, vediamo alle sue spalle una scritta Campus Game, cosa vuol dire? Allora, la nostra scuola ha siglato un protocollo d'intesa con la CAME di Treviso. La CAME è una multinazionale che lavora nel mondo dell'automazione. Ebbene, già da un paio d'anni alcuni dei nostri ragazzi vanno in azienda a fare alternanza scuola-lavoro. Quindi è un'ottima scelta, diciamo, potrebbe essere propedeutica anche un inserimento nel mondo del lavoro. Assolutamente sì, tra l'altro la CAME rappresenta un'eccellenza nel mondo dell'automazione e della domotica. Siamo una scuola all'avanguardia dove si fa attività prettamente tecnica e professionale, dove i ragazzi imparano a fare qualcosa, dove i ragazzi studiano approfonditamente le materie tecniche e dove di sicuro c'è la possibilità di poter avviarsi al mondo del lavoro e dare anche la possibilità di accedere a qualsiasi percorso universitario. Nello specifico volevo mettere in evidenza i nostri percorsi riguardanti l'informatica e telecomunicazione, dove ad esempio proprio in questi giorni abbiamo avuto notizia che 2 nostri ragazzi sono stati selezionati per partecipare alla fase regionale. Adesso c'è la pubblicità, tra poco. La logica capitalista che promuove il pagamento attraverso strumenti digitali, carte di credito, carte di pagamento, internet o applicazioni informatiche integrate nei telefoni cellulari, potrebbero scomparire le monete, mezzi materiali pesanti e costosi per gli istituti bancari. Vediamo. Una notizia certamente rumorosa riportata da ilgiornale.it e che oggi riportiamo in questo pezzo, ma senza prendere posizione. Chi vorrebbe che il denaro contante sparisse dalla scena pubblica può almeno da qualche giorno annoverare tra i suoi avversari ideologici una istituzione di tutto rispetto, il Vaticano, che per interpretazione estensiva si è schierato in difesa dell'utilizzo del denaro per come lo abbiamo conosciuto sino a questo momento. Per essere più precisi, è stata la Civiltà Cattolica Storica, rivista dei Gesuiti diretta da padre Antonio Spadaro, ossia dal consacrato che molti ritengono il consigliere più fidato del pontefice argentino, in specie su argomenti complessi come quello in oggetto, a prendere posizione sul dibattito che riguarda dunque l'evoluzione della forma del denaro. Il titolo dell'approfondimento pubblicato nel numero mensile già di per sé basterebbe a circoscrivere il pensiero di chi ha scritto, cioè l'economista francese Etienne Perrot, parlando di pericoli politici ed antropologici di una società senza contante. L'accademico transalpino ha lasciato intendere come, quando si parla di cancellazione della valuta fisica, si debbano tenere in considerazione dei rischi articolati. Dopo una lunga premessa riguardante le monete, però giunge a qualche prima conclusione. Pretendere che la scomparsa del contante sia sostenuta da tutti è una conclusione affrettata, generalizzando l'opinione forse maggioritaria. Peggio ancora, significa confondere l'ideale tecnocratico con il bene comune di tutti.
però ha anche spiegato come debba essere ritenuto superstizioso confidare nel fatto che l'abolizione progressiva del denaro contante mini alla base i meccanismi capaci di alimentare truffe, evasione, così via. Papa Francesco nel corso di questi quasi 9 anni di pontificato ha spesso affrontato l'argomento denaro nella chiave di lettura offerta al mondo dal Santo Padre, l'economia del dono che dovrebbe guidare i potenti nelle loro scelte quotidiane, ma rispetto alla dottrina cristiano-cattolica è chiaro che la riflessione presentata dalla rivista dei Gesuiti offre ulteriori possibili interpretazioni, anzitutto se è vero che chi vorrebbe l'abolizione del denaro contante risiede nella stigmatizzata tecnocrazia, è vero pure che la Chiesa cattolica di Bergoglio ha spesso giocato sull'altro lato di campo e la presa di posizione di Perrò può rientrare in modo naturale all'interno di questo schema. Il macro tema che viene sollevato riguarda la povertà, lo sfruttamento di coloro che l'ex arcivescovo Buenos Aires all'interno della sua pastorale ha definito gli abitanti delle periferie economico-esistenziali. Però sostiene infatti che esistano attivisti che lavorano per l'abolizione del contante che non sembrano tanto motivati dalla modernizzazione del sistema di pagamento quanto dallo sfruttamento personale, commerciale o statale di dati privati che non hanno alcun riguardo per la vita privata o per la volontà dei consumatori, dei deboli, degli esclusi e ancor meno per chi non sa usare dispositivi digitali. Insomma, la motivazione tutto avrebbe a cuore tranne che le esigenze concrete degli emarginati che andrebbero ancora più in crisi nel caso in cui il denaro contante venisse abolito. Tra i vari esempi presentati, però, fa presente come dal punto di vista evolutivo sia la Cina ad avvicinarsi ad un sistema dove il contante riveste una dimensione minoritaria nella logica capitalista che promuove la performance del sistema di pagamento. Come per tutto il resto, questi mezzi materiali pesanti e costosi per gli istituti bancari lasciano in gran parte il posto agli strumenti digitali, ossia carte di credito, carte di pagamento, internet, applicazioni informatiche integrate nei telefoni cellulari. Dunque basta più monetine. I fautori di un'economia razionale, produttivista e sicura vogliono incoraggiare questa dematerializzazione al punto da desiderare una società senza contanti. A sostenere la tesi è ad esempio Christine Lagarde, attuale presidente della Banca Centrale Europea. Tali tecnocrati sostengono che eliminare gradualmente la circolazione del contante semplificherebbe e non di poco i pagamenti. Chi lo sa insomma a cosa andremo incontro? Sta di fatto che, secondo gli esperti, una società senza monete permetterebbe una lotta più efficace contro frodi e criminalità organizzata. Niente trasferta in Emilia-Romagna per la SEA Paragona. La partita contro Ravenna, inizialmente in programma per domenica 23 gennaio alle ore 15 e valida per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A2, non si giocherà. Il match è stato rinviato a data da destinarsi a causa di alcune positività al Covid-19 all'interno della squadra della Teodora Ravenna. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.